E- no. E, scusate, avrei bisogno di parlare sempre con chi è collegato via Zoom un attimo, per favore. Ok, dovrebbe interrompermi la condivisione dello schermo del PowerPoint. Aprimi pure l'audio. E deve andare sotto dove c'è scritto condividi, interrompi condivisione. Ok, perfetto, fatto. A tra poco, tutto perfetto, a tra poco, grazie. Arrivederci, a dopo, grazie. Sì, 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 non si preoccupi, l'avvisiamo noi. Grazie a voi. Prova. Sì. Sì, sì, anche due, anche tre. Tanto dovrebbe Provo. arrivare. Ciao. Sono collegati? Pronto?
Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere qua oggi. Io sono Franca Tamisari, lavoro a Ca' Foscari, il Dipartimento di Studi Umanistici e sono qua per appunto presentarvi l'allestimento, che è un piccolo allestimento che abbiamo organizzato al piano inferiore, che si intitola L'arte di vivere in laguna, strumenti e saperi. E questo lavoro, come il lavoro tra l'altro svolto negli ultimi 2 anni, è una collaborazione con le associazioni, i vagantivi e risorse vitali e soprattutto tramite la dedizione, la disponibilità del presidente Massimo Paravicine. Prima di dare la parola ai nostri relatori di oggi vorrei fare alcuni ringraziamenti. Prima di tutto vorrei ringraziare il Comune di Venezia e soprattutto la dottoressa Chiara Squarcina, direttrice scientifica della Fondazione Musei Civici, che in seguito a una serie di incontri ci ha dato la possibilità di organizzare questo allestimento e organizzare questa conferenza. Questa mostra e anche la conferenza appunto è il prodotto, sono i prodotti di questa collaborazione con le associazioni Risorse Vitali e Vagantivi. Risorse Vitali e Vagantivi includono un numero di associazioni di tutta la gronda lagunare che formano una fitta rete di connessioni. E qua vorrei brevemente leggere i nomi di queste associazioni: ASD Mare, ASD Cavanno 88, Associazione Cacciatori Italiani, ANO Migratoristi, Arca 113 Ecologico Onlus, l'Isola di Costanziaca, Valle Cadariva, Associazione 30-141 Murano, Pescatori Amatoriali Cavallino Treporti, Laguna Veneziana Onlus, Associazione Sportiva Cavanisti Cagnamagra, ASD Cormorano, l'Associazione Veneto Pesca Apnea, Associazione Marco Polo e Associazione Nautica Passo Campalto. Un altro ringraziamento prima di cominciare va alla dottoressa Marta Pascolini, che non è ancora arrivata, è una collega antropologa del patrimonio con un incarico di affiancamento e progettazione museale, che ha contribuito in maniera decisiva all'organizzazione di questa conferenza e all'allestimento. Devo anche menzionare il lavoro di 3 stagisti che sono 3 studenti della laurea magistrale di antropologia culturale, etnologia e linguistica, Polixena Vovlas, Davide De Tomaso e Davide Danesin. Prima di passare la parola a Massimo, come indica il titolo dell'allestimento, L'arte di vivere in laguna, strumenti e saperi, vivere in laguna di Venezia è un'arte che, tramandata da generazione a generazione, riesce a sopravvivere e a rinnovarsi, adattandosi ai rapidi cambiamenti ambientali, sociali ed economici. Questi oggetti che vedete nell'allestimento e di cui ci parleranno i nostri relatori sono usati tutt'oggi dai pescatori e dai cacciatori della laguna di Venezia. E questi oggetti non solo dimostrano una continuità culturale con il passato, ma anche dimostrano che questi saperi ecologici profondi che sono custoditi dai pescatori e dai cacciatori della laguna.
Vorrei adesso passare la parola a Massimo Paravicini e ai nostri relatori, che sono il collegato online tra poco, il primo relatore, Mauro Baratella, dell'associazione L'Isola di Costanziaca, che ci parlerà delle reti, della costruzione delle reti. Il suo intervento si intitola L'arte della trappola, le reti nella pesca amatoriale in laguna. Poi ci sarà il signor Stefano Baldan di Baldan di Cois, che ci parlerà invece degli zimbelli, oppure anche detti stampi. Il titolo del suo intervento è Sculture galleggianti, l'arte e il collezionismo dello stampo da caccia, mentre invece chiuderà la conferenza Stefano, alla mia sinistra, Stefano Penazza di SP Richiami, e che ci parlerà invece della costruzione, dell'uso dei richiami da caccia. Richiami si chiamano a fiato. E il titolo del suo intervento è L'anima del richiamo, storia, arte e tecnica nella costruzione dei richiami a fiato. Grazie. Grazie a voi, grazie per essere qua e insomma per condividere questi oggetti e queste vostre conoscenze con noi. Massimo, a te la parola. Buongiorno a tutti, mi sentite sì? Grazie per la presenza e ringrazio anche tutto lo staff che ci ha dato l'opportunità di poter fare questo evento, a noi molto caro, perché ritengo sia fondamentale, importante valorizzare e tramandare alle generazioni future questi saperi, queste conoscenze che ci sono state tramandate dai nostri genitori e dai nostri antenati da secoli. E come voi ben sapete, Venezia è nata proprio durante il decadimento dell'impero romano, quando arrivarono i barbari, no? E per salvarsi la gente di Altino si rifugiò a Venezia. Se non ci fosse, sebbene sembra ostile alla vita questo particolare territorio, perché molto difficoltoso, cioè sembrerebbe molto difficoltoso per viverci, è talmente ricco di biodiversità proprio grazie all'insieme di ecosistemi che formano un ambiente unico al mondo. E un ambiente unico al mondo permette la gente per vivere in questo ambiente deve essere particolare, approfondire delle conoscenze, cioè avere delle conoscenze che poi anche queste, cioè appunto tramandate, si sono specializzate e hanno permesso diciamo la possibilità di procurarsi le proteine necessarie per poter attecchire le nostre radici nel territorio. Quindi le prime attività tesca e caccia sono da secoli che si svolgono a Venezia, ci sono importanti quadri del Carpaccio, dell'Onghi, che ne testimoniano diciamo, queste attività fin dai primordi. Quindi con l'ambiente sono sempre state diciamo, compatibili, e anzi penso ci sia un legame unico tra queste categorie e questo ambiente. Noi siamo stati anche artefici e proponenti di importanti miglioramenti ambientali dove hanno garantito il mantenimento della biodiversità e anzi hanno in parte recuperata di quella che era stata persa negli anni passati, proprio grazie al degrado ambientale. Quindi categorie molto importanti per la salvaguardia del territorio, ma anche per tramandare appunto questi saperi, queste conoscenze. Avvicinarsi ad un'anitra o prendere un'orata o un branzino non è una fortuna, è una questione di capacità, bravura, cioè un'arte nel riuscire a catturare queste prede per poter poi mangiare, cioè fornirsi le proteine che abbiamo necessità, ecco, per poter vivere. Quindi un'attività, soprattutto anche quella dei pescatori amatoriali,
che si continua a svolgere proprio grazie agli appassionati della pesca. Perché dico questo? Perché molte forme di pesca sono state abbandonate dai pescatori professionali perché poco redditizie e quindi mantenute grazie alla passione e all'amore che si prova per queste attività. Quindi certi attrezzi, certi mestieri, diciamo tra virgolette, passionali che si mantengono sono proprio grazie alla passione e all'amore di queste categorie che continuano a svolgerle insegnandole ai propri figli. Qua abbiamo appunto dei bravissimi artigiani, io chiamerei proprio artisti nel vero senso della parola, che compongono degli stampi per far avvicinare gli uccelli e con il richiamo manuale o a bocca, tutti attrezzi fatti da loro e quindi un'arte che deve essere mantenuta per poter continuare a svolgere queste attività. E inoltre anche la realizzazione delle reti ancora tuttora fatte manualmente. Abbiamo in collegamento una bravissima persona che ha come hobby queste composizioni di rete da moltissimi anni e penso che sia anche una delle ultime persone che e ha la capacità di realizzare tutte le reti che possono servire per la pesca amatoriale e anche per la pesca professionale. Io vorrei dire un'altra cosa, l'associazione Vagantivi è un'associazione di pescatori amatoriali che ha dato vita, assieme all'Associazione Cacciatori Italiani, ha dato vita al Comitato Risorse Vitali per intervenire ed sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'aspetto ambientale, perché queste categorie esistono solo se c'è una buona qualità dell'ambiente. Se perdiamo l'ambiente, perdiamo queste conoscenze, perdiamo questi saperi, queste importanti attività che fanno parte di questo particolarissimo territorio qual è la Laguna di Venezia, è unico al mondo. Ecco, io ho finito, grazie, se ci sono domande. Ecco. Buongiorno, signor Buongiorno, Barabella. buon pomeriggio. Mi sentite? Sì. Rivolgo un saluto. No, aspetta, sì. Ti sentiamo, parla, e anche se ci sono dei rumori di fondo non ti preoccupare. Buon pomeriggio. Rivolgo un saluto a tutti i presenti e un ringraziamento a Massimo Paravicini dell'Associazione Vagantivi e anche a Franca Tammisari, no, dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Mi hanno invitato a partecipare a questo incontro. Ed infine un ringraziamento a chi mi ha supportato per poter essere presente, in quanto sono un invalido attualmente. Io sono sono dei fondatori della isola di Costanziaca circa 20 anni fa. Il nome scelto, Isola di Costanziaca, è quello di un'isola della Laguna Veneta molto importante, probabile contrada di Torcello. L'isola che oggi non c'è più, non esiste più, anzi si trova sotto 1,5 metri di fango, si trovano ancora i masegni così in profondità. E oggi non c'è più, insomma, quest'isola. E può essere associata all'ideale del nome della nostra associazione. Gli scopi principali, come dato costitutivo del nostro statuto, sono rivolti principalmente alla difesa, alla valorizzazione e alla salvaguardia della Laguna Veneta
ed alla tutela dell'ambiente sotto ogni aspetto. Passo quindi all'argomento da illustrare, quello che vediamo in foto. Quello che vediamo è un tramaglio che è una delle principali reti da pesca, usata da secoli, presumo, e che adesso, diciamo, con i materiali nylon nuovi, sono diventate anche molto, come dire, sono diventate molto pescose. Il tramaglio è una rete da posta, perciò è rispettosa dell'ambiente. Questa tipologia di rete si trova già montata nei negozi specializzati per i professionisti, ma si possono reperire anche i vari componenti che vengono assemblati dai pescatori per le varie esigenze. Cioè perché il tramaglio è una rete che può essere adattata a qualsiasi tipo di pesca. Cioè si possono pescare le seppie, si possono pescare le acquadelle, le linguelle, come si dice, si possono pescare i cefali, i mugini, si possono pescare anche molti altri pesci, quasi tutti. Però, diciamo, ogni pescatore lo adatta a queste, se le costruisce per prendere un singolo tipo di pesce, diciamo, perché sono altamente specializzati. E questo deriva anche dalla conoscenza dei mio nonno, mio padre. Diciamo, io ho perfezionato, diciamo, i tramagli, li ho adattati, per esempio quello per le seppie, l'ho adattato per la pesca, ho tirato sulla parte pescante di 20 cm, 15 cm, in quanto ho notato nei vari anni, no, che se io lasciavo un tramaglio normale che ha la corda da suro dove ci sono i suri e poi c'è la corda piombata sotto, no? Se io la corda piombata la facevo appoggiare al fondo, cosa succedeva? Succedeva che i granchi che erano nei pressi andavano a bloccarmi la rete scorrevole all'interno, perché il tramaglio è composto di tre reti, diciamo. Ce n'è una interna che è quella pescante, in cui le maglie determinano la grandezza dei pesci che si vogliono prendere. Poi ce ne sono due esterne che si chiamano sorbere, no? E quelle fanno sì che i pesci si incastrino, sia che vadano in avanti o che vengano indietro, le sorbere fanno sì che i pesci rimangano attaccati alla rete principale, quella che è al centro. La batteria è quasi scarica. No, però avanti. E si è attaccato quello. Sì, guarda, si è accesa la luce. Chiudi. Si è accesa C'è la scritto- lucetta rossa. Si è accesa. Avete scritto? Eccola. A posto. Ti dà davanti, Mauro. Sì, sì, adesso vado avanti. No, Diciamo che sto tipologia di rete, no, sta tipologia di rete si può andare dalle reti che catturano pesci molto grandi, no, pesci molto grandi oppure pesci molto piccoli come le acquadelle. Sono sempre della stessa rete, fatta in modo diverso, con maglie diverse e cose diverse. Antonio adesso. Nel tempo questa rete è modificata molto poco, è modificata solo nei materiali che vengono usati, materiali diversi per migliorare l'efficienza.
diciamo che ci sarebbe ancora molto da dire su questa cosa, ma le cose principali le abbiamo dette. Poi vorrei passare al secondo argomento, la togna. Vediamo se cambia. L'ottone. Se cambiate, ecco, brava, la togna. La togna è usata per la pesca dei branzini. Naturalmente viene innescata con un'esca viva, no, o con un gambero, cioè con una maciarea o sarebbe un piccolo go, o con un gambero. Viene utilizzata dalla barca secondo un procedimento. O con un piccolo remo si mantiene la barca stabile, cioè si fa in modo che la marea non la trasporti. No. E poi si cala la lenza destatonia, no? Che ha un amo, generalmente una bragola con un amo, no? E si cala sul fondo. Si cala sul fondo, si solleva di una cinquantina di centimetri e l'operazione la si ripete, diciamo, sollevandolo magari 1,5 metri e poi vai giù di nuovo fino a sollevarla per 50 centimetri. Questa operazione fa sì che se ci sono dei branzini nelle vicinanze vedano l'esca viva. L'esca viva che è il Go è una molto apprezzata dai branzini e diciamo i branzini a un certo punto cosa fanno? Vedono l'esca, la, la, la puntano, diciamo, e prima non partono subito, cioè la mettono in bocca e sentono cos'è, in effetti, no? Una volta che l'hanno sentita cos'è, no? Io sento quello che ho la lenza in mano, sento che il branzino sta esaminando l'esca. Aspetto qualche secondo, no? E continuo a muoverla in modo che sembri più possibilmente viva. No. Dopo, cosa succede? Succede che se il branzino ha deciso di mangiarsela, no? Io sento l'esca che va via, sento non l'esca, sento il filo che ho in mano della lenza che mi va via. Attendo qualche secondo, poi ferro decisamente, do uno strappone proprio deciso, no? E se ho agganciato il branzino, perché a volte succede che ti portano via l'esca e non agganci niente, sento se aspetto, poi lo tiro verso l'imbarcazione piano piano, perché a volte sono anche molto grossi, e li tiro su piano piano in modo fino a portarli in prossimità della barca e che poi con una volea li, li recupero. Ecco, esistono togne anche che sono differenti da quelle che usiamo in laguna sono quelle che usiamo nelle acque dolci. Queste togne qua, e servono per catturare le anguille, no? Queste togne vanno innescate con i lombrichi e vanno agganciate, diciamo, sulla riva del fiume, con una piccola, noi usavamo una stecca di ombrello di quelle di acciaio flessibile là, così vedevi anche se le anguille mangiavano. Ecco, sono le due principali togne che, diciamo, io nella mia ormai vita, che ho già fatto ormai 15 lustri, ho usato, diciamo, perché Barracuda. tutti questi attrezzi sono costruiti, autocostruiti, diciamo, poi li uso, si fanno dei miglioramenti, è tutto un continuo evolvere su queste cose qua. Vorrei passare, per esempio, al prossimo, che è il barracuda. Barracuda sono reti galleggianti che catturano i mugini, cioè i cefali.
di varie taglie a seconda della misura delle maglie. Una maglia piccola prenderai un pesce piccolo, se una maglia grande prenderai un pesce più grande. Sono composte da una corda da suro si chiama in dialetto, cioè si chiamerebbe fiocco la corda dove ci sono i suli e sotto c'è una corda piombata e in mezzo fra le due corde c'è una rete trasparente invisibile praticamente. Possono essere acquistate già montate presso i negozi di pesca, come pure sono acquistabili come singoli componenti che potranno essere personalizzati da ogni pescatore. Ecco, io in questo ho fatto uno studio che dura ormai da 50 anni, no? Ho fatto tutto uno studio. Le prime reti che non sapevo costruire, le ho comprate. Dopodiché ho avuto un pescatore professionista che mi ha insegnato a farle. Quelle che io ho acquistato, poi sono andato a provarle, sono andato a pescare. Molte, diciamo, sono circa una quindicina, diciamo, i vari tipi. Molte di queste le ho smontate, ho cambiato, ho cambiato diciamo, il modo di armarle, chiamiamo così, cioè di collegarle le due corde con murelli, perché su un murello è quello spazio che va fra una legatura e l'altra e dentro si prendono a volte 5 maglie, a volte 4, a volte 3 a seconda di... Ecco, quel murello là per rendere la rete più efficiente, certe reti le ho cambiate anche 2 o 3 volte, nel senso che sono andato a pescare, vedo che non prendo, ci sono 10 pesci, perché io riesco a vedere quando sono in barca, diciamo sul palugo, in lago, riesco a vedere sia i branzini che ci sono, cioè il numero più o meno, sia la grandezza dei branzini che la mia esperienza mi ha insegnato tutto questo. Ecco, e allora io cosa facevo? Facevo una rete, vedevo che c'erano 20 pesci, ne prendevo 2, vuol dire che la rete non funzionava in maniera adeguata. Arrivavo a casa, la smontavo, la rimontavo in maniera diversa e questo l'ho fatto con circa con una quindicina di tipi di maglie. Partire dalla maglia del 16 per 16, ad arrivare alla maglia del 65 per 65 Centimetri. centimetri. Sì. 16 per 16 sono millimetri e 65 millimetri sono tutti millimetri. Ecco. E diciamo, dopo certe reti, c'è una rete in particolare che mi ha fatto dannare, è quella con la maglia da 26 per 26, dove si prendono cefali che sono all'incirca sui 20, dai 25 ai 28 centimetri di lunghezza, perciò si possono catturare perché sono nelle norme. Ecco, questa qua mi ha fatto dannare perché l'ho smontata almeno 7 o 8 volte in tutti questi anni perché non riuscivo a trovare il modo giusto di renderla che catturasse parecchi pesci, diciamo. Adesso dopo 7-8 volte sono riuscito. Se ci sono 20 pesci ne prendo 15. Ma prima all'inizio ne prendevo 2. Va bene. L'utilizzo di questa rete naturalmente si utilizza in laguna, diciamo no, e poi si può utilizzare anche in mare. Ecco, direi che la maggior parte delle cose sono state dette su questa rete, perciò vorrei passare al rastrello con le immagini. Ecco, il rastrello, questo rastrello che vedete è stato da me costruito 50 anni fa, perché io sono il nipote di un fabbro, mio nonno era un fabbro e diciamo a quell'epoca là c'erano già le saldature, questo rastrello qua, e questo serve a catturare
le cape tonde e anche, e anche, e anche, e, e anche come si chiamano, i caparossi, cioè le vongole veraci in sostanza. Però questo è più adatto alle cape tonde, che una volta erano molto abbondanti in laguna, oggi un po' meno, molto meno, anzi direi. Ecco, e questo, sì, questo l'ho fatto io comunque. Era composto da un manico. È composto, diciamo, da, come vedete, da una specie di cesto con dei denti che tolgono appena appena in superficie le cape e con un manico di legno, in genere di salice. Non veniva usato dalla barca. Ecco, e veniva usato naturalmente dalla barca. Basta. Ecco. Basta, direi che questo è tutto quello che possiamo dire. Ce ne sono di vari tipi comunque. Diciamo, questo è adatto per le capetonde, ecco. Ce ne sono altri anche professionali che servono per le vongole veraci, diciamo. Sono professionali e diciamo pesano moltissimo, sono messi con un manico molto lungo, sempre dalla barca questa volta ancorata, con un manico molto lungo, anche 6-8 metri, e pescano sui fondali dei canali. Ecco, questo è un altro tipo, un'altra tipologia. Un'altra tipologia di rastrello sempre, no? È quello che si usa per andare sulle bricole dei canali, per prendere le cozze, i peocci in sostanza. Ecco, quella là è un rastrello particolare fatto un po' semitondo in modo da avvolgere tutta la bricola e si tolgono le cozze. Dopo usavamo per pulirle, no? Perché una volta tolte non sono pulite, usavamo una rete molto grossa di spessore di filo, no? Mettevamo con una maglia particolare in modo che, e poi la tiravamo con la barca. Piano piano, al minimo, si tirava con la barca e questi si pulivano. Però c'era un'altra cosa. Nello stesso tempo la maglia determinava la grandezza di quelle che rimanevano dentro e quelle più piccole andavano fuori, cioè ritornavano al fondale. Ecco, queste qua sono le tre tipologie di rastrelli che si usano anche tuttora, insomma. Poi adesso vorrei passare ai parangali. Ecco, il paragalo, come vedete, una volta si usava su una specie di cesta con una rete trasparente per lasciare passare l'acqua. Si chiamava tamiso in dialetto, lo chiamavamo. Dove c'era una lenza madre, no? Che era lunga anche centinaia di metri. No, adesso, per esempio, regolarmente si possono usare solo 25 ami, però una volta i pescatori professionisti ne usavano anche 300-400 e venivano innescate con diverse tipologie di esche. Cioè, a ogni tipologia di esca, che chiamiamo le capatonda, potevamo innescarle con i vermi, potevamo innescarle con i macerei, potevamo innescarle a seconda del pesce che volevamo prendere. Se innescavo con i vermi, prendevo le orate. Se innescavo con i macerei, ci prendevo qualche branzino. No. Ecco, e questo, diciamo, personalmente l'ho usato, quello che potevo usare io, non essendo un professionista, era lungo circa una settantina di metri e aveva dai 25 ai 40 ami con bragole con ami. Quando deve essere recuperato poi, si mette in successione in un secchio, in una bacinella. No. Si mette dentro tirandolo su mettendo anche dentro ami e tutto, bragole con gli ami e tutto, in modo
che poi, passandolo in un altro, una volta tirato su si toglievano i pesci, una volta tiratolo su tutto, no, lo passavamo, dovevamo passarlo a un altro tamiso, chiamiamolo così. E allora gli ami tutto attorno, uno in successione all'altro, si mettevano tutto attorno, per poi innescarli tirandone fuori uno a volta. Ci mettevamo la corbola, ci mettevamo, a secondo di quello che volevamo. A volte di, era un mix di cose, addirittura una cosa strana, mettevamo anche dei petti di pollo, pezzettini di petto di pollo. Ecco, questo, per esempio, io ho visto dei filmati di pesca del nord Atlantico, no? Dove i pescherecci, enormi pescherecci che erano adatti a prendere i pesci spada, avevano parangagli lunghi anche 50 km con migliaia di ami. Ecco, questo è una cosa che a me è un po' impressionato perché un palangallo così bisogna calarlo con una rete, con una barca enorme, insomma. E poi per tirare sui pesci spada non è cosa da poco. Avevano bragole distanti anche 100 metri l'una dall'altra. Sì che 50 km avevano 5.000 ami su uno delle sue palangali. Scusa Bene, Mauro, scusa, mi dica. dato che appunto abbiamo solo 2 ore, se puoi Sintetizzare un terminare, po', va bene. sì, per 5 minuti e poi passiamo la parola anche agli altri 2 relatori. D'accordo. Grazie. Un altro attrezzo era il fureghin. Se modificate la foto, è il fureghin, eccolo qua. Il fureghin serviva esclusivamente per la pesca dei passerini. È una rete con un sacco con corde sopra coi sugri e sotto coi piombi. E diciamo, ha un'apertura di circa 20 centimetri e una lunghezza, perché la rete si distendeva per una lunghezza di circa 1 metro. Basta, bravo. Basta, questo è tutto quanto serviva per la pesca di passerini, che una volta erano abbondanti e adesso molto meno. L'ultimo e poi. Abbiamo l'ultimo argomento che sono i cocoetti da co, cioè sarebbero delle piccole nasse del diametro di 15 cm per 30 e possono essere usate sia da professionisti senza limite di numero come da sportivi con un limite di 15 pezzi. Servono a catturare i go, e i go grandi, go, e piccoli che noi chiamiamo maceree. Oppure si catturano anche i gamberi, vengono calate singolarmente o con una canna oppure incordata. Basta. Questa è la mia memoria che mi farebbe piacere tramandare. Ah, una cosa volevo dire. Io sto cercando qualcuno della generazione Z, cioè di quelli più giovani, per poter insegnare tutte queste cose. Lo farei gratuitamente, no? E previa naturalmente mi chiama e ci mettiamo d'accordo, io insegnerei a fare tutte queste cose. Ecco, basta. Grazie a tutti Con questo ringrazio. concludo, vi ringrazio a tutti, per l'attenzione. arrivederci e ci sentiamo. Se avete qualche generazione Z che vuole imparare, Sì. io sono disposto. Aspetta un attimo, se ti sconnetti magari prima di passare agli altri interventi, se ci sono delle domande da rivolgere a Mauro, al signor Mauro Baratella sulle Sì, perché reti. tutti gli argomenti sono molto ampliabili. Disconnetti. Un attimo che porto. Grazie. Se qualcuno vuole aderire all'insegnamento, dove ci si potrebbe trovare? Io abito a Campalto, Ah, sì vicino che- alla trattoria al Passo, molto vicino alla trattoria al Passo. Vabbè, al passo è ora. Beh, ecco, il numero di telefono magari Beh, tramite Massimo o tramite o qualcuno. tramite Massimo, sì, perché a suo tempo anch'io sono stato iscritto ai Vagantivi. Va bene, grazie.
Comunque se c'è qualcuno che vuole avere più... Interventi, domande? Comunque, Mauro, puoi rimanere collegato, no? Mentre... Sì, senz'altro Sì. vedo anche i prossimi interventi. Ecco, bene, poi riapriamo alle domande. Quindi adesso do la parola al signor Baldan che ci parlerà appunto, hai il microfono lì, appunto degli stampi. In italiano si chiamano zimbelli, ma sono più comunemente conosciute come stampi. Salve a tutti, mi chiamo Stefano Baldan e voglio ringraziare per la partecipazione, per l'invito della partecipazione qui, Paravicini Massimo e la professoressa Franca. Io vi parlerò di stampi. Allora, questi che vedete qua sopra il tavolo adesso sono degli stampi molto rifiniti, molto belli. Sembrano più dei soprammobili che lo stampo da caccia. In realtà lo stampo da caccia nasce, da noi in Italia parlo, nei primi dopoguerra. Nel primo dopoguerra, qui da noi, il primo che costruisce questi stampi si chiamava Nane Cristo. Era di Murano e lo chiamavano Nane Cristo perché la famiglia, quando andava in processione, portava il Cristo. Questo signore è stato il primo che ha dato la forma a questi tipo di stampi ed è stato il primo che li ha creati in sughero. Altrimenti gli stampi erano di paviera o di tifa, che veniva messa a essiccare all'ombra, poi venivano fatti dei mazzi, legati tra di loro questi mazzi, e veniva fatta una testa, non come queste, ma veniva fatta una testa intagliata a mano, che aveva una certa somiglianza. Poi i colori erano quello che erano, non è che avessero una definizione come oggi. Da lì poi sono stati perfezionati anche da lui e anche da altri. Poi io, quando ho preso in mano questo tipo di attività, ho dato, diciamo, la forma più precisa e più veritiera che possibile, quindi dalla testa al corpo e ai colori. E ho dato anche una certa stabilità allo stampo, quindi è cambiato il tipo di sughero, sempre un sughero principale, ma come vedete è un blocco unico, non sono più strati, quindi che si muovono tra di loro, perché una volta le colle erano quello che erano, quindi non avevano un'adesione tra di loro molto efficace. Adesso invece è tutta un'altra cosa. Per dare un galleggiamento ancora più ottimo, al posto del pendolino, come vedete c'è un contrappeso che fa da navetta e che direziona l'animale a seconda della corrente dell'acqua. Una stamperia così ora, se la mettete nell'acqua, è più veritiera di una di quelle di una volta. Comunque lo stampo di sughero era molto ambito nelle valli ed era molto ambito anche dai cacciatori fuori. Adesso è più ambito come pezzo da collezione, diciamo da museale, come pezzo da ornamento in casa, che come stampo, perché non è che tutti possono permettersi uno stampo così oggi. L'arte comunque degli stampi nasce sempre dall'esigenza, quindi io mi ricordo quando ero bambino, mio nonno faceva il valesiano e si cacciava e si pescava per mangiare, perché era una fonte di sopravvivenza questa. Oggi è più una realtà, diciamo, come si può dire, una realtà da mantenere, da conservare, perché comunque deve far parte sempre della caccia ed è un qualcosa che ti porta a perfezionarla sempre di più, in quanto arrivando a certi limiti, come si può dire, arrivando a certi limiti ti vuoi migliorare sempre, ti vuoi migliorare sulla caccia, ti vuoi migliorare su questo e quindi perfezioni lo stampo. Lo stampo ad oggi credo che questo sia il massimo che si possa arrivare come richiamo. Si parte da un intaglio, i francesi per esempio adoperano legno, noi invece adoperiamo il sughero perché galleggia molto meglio. Invece il legno è fatta la testa, si disegna prima il corpo,
si disegna di fianco e poi si passa al tridimensionale, si sgrezza a mano e poi si cominciano le finiture. Le finiture sia sullo stampo e sia sulla testa vengono effettuate con delle raspe, con delle lime e si arriva, diciamo, alla conclusione, si arriva a questo. Come potete vedere, la testa in ogni particolare richiama l'animale vero e proprio, sia nel sotto che in tutti i dettagli, compresi gli occhi che sono di vetro, colorati, quindi a caldo, e ne esce poi con la pittura sempre a mano, anche questa, e ne esce lo stampo che vedete oggi. Di particolare, che dire, di particolare è una professione che sarebbe molto bello che anche qualcun altro si avvicinasse, come diceva prima lui, che volesse imparare su questo mestiere, perché è una cosa che ti prende, è una cosa molto bella ed è una cosa da portare avanti, perché oggi la plastica sta sostituendo questo tipo di stampo, perché la plastica costa molto meno ed è più commerciale. Questo, essendo uno stampo fatto a mano, ha un costo molto più elevato, quindi se una volta il cacciatore poteva permettersi magari 2-10 stampi al mese e si faceva la stamperia, perché come sapete per fare una stamperia minimo ci vogliono 100 stampi, 80-100 stampi, quindi capisci che è un costo molto elevato questo, allora prendono quelli di plastica. Una volta lo stampo, anche di plastica, era fatto in gomma e si gonfiava con la pompa della bicicletta, i primi stampi. Poi questi li hanno sostituiti, ovviamente. Adesso lo stampo, quindi essere un artigiano per costruire questa roba qua, diciamo, devi conoscere bene l'animale, conoscere la sua natura, conoscere i suoi movimenti e devi frequentare il posto dove lui vive, capire cosa fa. Quindi la posizione di quando crei uno stampo. Fortunatamente io da bambino ho sempre avuto questa passione e questa fortuna di poter frequentare la laguna, che è un posto stupendo, che la laguna ti dà queste opportunità di conoscere la flora e la fauna per poter creare questi tipi di opere. Perché si chiamano sculture galleggianti? Perché sono talmente rifinite ormai oggi, anche molti, diciamo, amatori, anche se non sono dei professionisti come me, in questo caso, creano. E sono delle vere e proprie sculture in quanto i colori, in quanto la perfezione dell'animale. Quindi si chiamano sculture galleggianti appunto per questo. Questo tipo di stampo non morirà mai. Questo è uno stampo che avrà sempre il suo pregio e che porterà sempre avanti la cultura sia dell'artigianato ma della caccia, di quello che rappresenta la laguna veneta, di quello che rappresenta per noi veneti, perché diciamo, il grosso di queste cose è qui nel Veneto, a Venezia, è qui. Quindi è una rappresentativa molto importante per noi. Che dire, su questi stampi girano attorno molte storie, come Nane Cristo, come tanti altri, i Bergamini, il Liotto che tanti non conoscono, i Tolotti. E da questa nascita di stampi, da queste cose sono nati anche molti pittori, tipo Roccabella, tipo lo stesso Tolotti, tipo lo stesso Simoncin. Quindi hanno dato spicco e hanno rappresentato la parte lagunare sia nel dipinto e sia nella costruzione dello stampo. Quindi hanno rappresentato molto bene quello che significa lo stampo e l'arte venatoria. Lo stampo nasce, quindi si crea questo stampo per ingannarli a seconda del posto dove si è, a seconda del vento, a seconda della marea, a seconda della giornata, che può essere di sole, può essere fredda, può essere una giornata, si mettono giù gli stampi e si sceglie un posto. Quindi a seconda di com'è il vento, intanto la parte principale è di scegliere il posto. A seconda della marea anche, perché ti puoi trovare in secca per parecchie ore e non uscire più fino a che non cresce l'acqua. E il problema qual è? Quello di raccogliere la selvaggina. Allora ci sono certi tipi di selvaggina che li puoi ammazzare anche con la secca. Certi tipi, tipo questo, tipo l'alzavola, che sarebbe poi
la costruzione di questa, perché mangiano nel pantano. La zavola è l'unico animale che mangia camminando, tutto il resto mangia inclinandosi sull'acqua. Quindi questi mangiano su 10 centimetri, li devi fare su certi modi, ne fai col collo allungato, li fai solo troncati qui a metà, ne fai in diverse posizioni. Questo ti permette di far avvicinare l'animale in questione. Più credibile è lo stampo, più lo metti nella posizione giusta e sei nel posto giusto, più facile è ingannare l'animale. Quindi a questo punto capite che la perfezione è molto importante, il dettaglio sull'animale è molto importante. Tant'è vero che su quelli di plastica oggi hanno cominciato a copiare da questi qui in sughero, quindi dalla colorazione di questi, hanno cominciato a dare la perfezione anche su quelli in plastica, per poter avere una vendita maggiore, mentre prima lo stampo di plastica era molto blando, molto 2 o 3 colori, alle volte neanche i suoi, e non era molto credibile come oggi. Quindi è molto importante sapersi posizionare sul posto giusto, è molto importante sapere come mettere gli stampi e che stampi usare. Questi vanno molto bene con marea un po' mossa, perché il loro peso che hanno, quindi, e il contrappeso di navigazione, che è questo qua sotto, permettono che lo stampo segui l'acqua, mentre che se hai uno stampo diverso balla, quindi non è credibile come questo. Lo stampo in sughero è uno stampo che è partito da noi qua in Italia, poi l'hanno copiato i ravennati, perché loro facevano tutta roba in tifa a suo tempo, quindi Ghiberti, tutta quella gente lì faceva tutti gli stampi in tifa e canna, ma non erano come questi. La tifa e canna ha un galleggiamento diverso, sono molto belli come collezionismo, ma come funzionalità non sono all'altezza, diciamo, di questi. Questo è uno stampo che è molto laborioso, quello in canna molto meno. Quindi lavorare su uno stampo del genere, dare le forme, dare tutta una serie di stuccature a stucco di lino, a mano, chiudere tutti i fori, cioè è un lavoro laboriosissimo. Poi su questo tipo di stampo creare l'ala, creare tutto l'insieme di cose è molto più difficile, mentre una volta erano molto più semplici, facevano la coda diretta ed era molto più facile, diciamo, crearlo. Questo qui invece è molto più laborioso, molto più tempo, è molto, ti porta via molto tempo, insomma, ecco. Che dire sugli stampi? Non c'è molto, diciamo. Questi però vanno in abbinamento un altro corredo che dopo il nostro amico Penassa ci farà vedere, e che è importante anche quello, perché una volta venivano usate certi tipi di richiami, poi sono entrate col tempi moderni le macchinette acustiche, ma la vera caccia è con questo tipo di richiami qua e con questo tipo di stampi qua. Questi stampi ancora resistono nelle valli chiuse, perché nelle valli aperte, come dicevo prima, pochi possono permetterseli, quei pochi se li tengono da conto. È uno stampo che va posizionato a mano, cioè uno per uno, e non lanciato. Questo non si può lanciare, è uno stampo che va posizionato nella posizione giusta, quindi va messo a mano e ci vuole più tempo a posizionarlo rispetto a un altro, però come galleggiamento e come richiamo è un qualcosa di eccezionale. Io sono partito dal niente, da una piccola scommessa, e sono arrivato dove sono arrivato oggi. Diciamo, ho un mio marchio, ho un mio punto vendita anche qui a Venezia, ho diverse, diciamo, in diversi luoghi, e è uno stampo che piace molto agli americani, perché i loro stampi, come i francesi, sono di legno, quindi hanno un galleggiamento molto blando rispetto a questo, sono molto più profondi.
direi che se avete qualche domanda sullo stampo, insomma, in sé non c'è altro tranne su quelli da collezione, che lì passiamo proprio allo zimbello vero e proprio, che è lo stampo da collezione, ed è un'altra cosa, diciamo. Lo stampo da collezione viene riprodotto uguale, identico, in forma, in colore, ha un piumaggio molto più dettagliato rispetto a questo, sempre fatto in legno. Lo stampo da collezione, diciamo, rispecchia in natura e rimpiazza l'imbalsamazione, quindi si può sostituire con questi, invece di imbalsamare diciamo, l'animale, con questo tipo di costruzione si può avere lo stesso risultato e con un valore maggiore rispetto all'uccello vero e proprio, diciamo. Se c'è qualche domanda da fare, perché sullo stampo in realtà c'è poco, se lo prendiamo a sé c'è una storia ognuno, ci vorrebbe del tempo a raccontare. Se non c'è una domanda, magari te la faccio io una domanda. Quali sono secondo te i criteri o le forme dei diversi stampi che sono più efficaci di altre? Tu hai parlato di materiale, il sughero rispetto al legno, ma quando si dà una forma e soprattutto si dipingono questi stampi, quali sono i tratti non solo distintivi ma anche più efficaci nel costruire una trappola e quindi nell'attirare l'attenzione degli anatidi? Innanzitutto la forma e la posizione dell'animale. La forma che gli vuoi dare è la posizione, perché se tu posizioni la testa invece che in questo modo, la posizioni alta, è un segnale di allarme. Quindi lo stampo che ha la testa alta è un segnale di allarme. L'animale quando arriva lo vede e sta allerta, perché capisce che questo sta individuando un qualcosa che può essere nocivo per lui. Mentre se tu fai uno stampo che ha la testa all'indietro, bassa come questo, o che sta dormendo, quindi lo giri così, dà un senso di sicurezza. E i colori sono molto importanti, perché non è niente vero che l'animale non vede i colori, li vede come? Se tu metti 10 stampi di alzavola, 10 stampi di questo, staccati, l'alzavola va sull'alzavola, il mestolone va sul mestolone. Se invece l'animale è abituato a mangiare nello stesso posto, quindi questo con questo, li puoi mischiare, perché sei sicuro che sia l'alzavola che il mestolone vanno assieme, ma colori e forma e posizione sono importanti per ingannare quello che può essere l'animale. Non li inganni tutti. Quello che ha preso già la fucilata, che ha visto sta roba, capisce cos'è, si allontana per primo. Quindi se gli altri lo seguono, ma 90 su 100, se c'è un branchetto da 4-5, 2 ne arrivano sempre, perché gli credono. Se invece lo stampo è messo in posizione di allerta ed è sparpagliato, che non sono abituati a stare assieme, se ne vanno lo stesso. Tu li puoi chiamare quanto vuoi, con questo, con quello che vuoi, ma non vengono. Non si fanno prendere. Avete delle domande? Allora, grazie. E adesso passiamo a un altro Stefano Pennazza e appunto i richiami a fiato a bocca di SP richiami. Buongiorno a tutti, io vi ringrazio tantissimo per l'opportunità di poter partecipare a un evento come questo e soprattutto l'opportunità di poter divulgare quello che è l'attività venatoria e gli accessori, gli oggetti ad essa legati. I richiami a fiato sono un modo per comunicare con gli animali praticamente, non è una cosa automatica, è una cosa che va imparata, va affinata ed è una cosa bellissima di per sé. Mi sono permesso di cercare dei cenni storici di
quando diciamo, è stato prodotto il primo richiamo a fiato, diciamo che il primo strumento musicale risale addirittura all'epoca dei Neanderthal, 50.000 anni fa, sono stati trovati dei reperti di piccoli flauti fatti in ossa d'orso, e qui c'era già probabilmente l'essere umano cercava di realizzare questi suoni melodiosi, magari non legati propriamente alla caccia. Più tardi, nel Medioevo, si hanno le prime prove scritte di utilizzo di richiami per la caccia col vischio, e non parliamo di caccia agli acquatici, che è la caccia principe della laguna di Venezia ovviamente, ma parliamo di richiamo proprio generico. Poi nell'Ottocento i primi manuali di utilizzo del chioccolo. Il chioccolo ad esempio è questo è un oggetto creato da un artigiano, un ragazzo che conosco toscano, questo è per richiamare il merlo ad esempio, e quindi diciamo, si spazia tra le varie specie, e poi arriviamo all'utilizzo dei richiami a fiato. Come sentirete, dei richiami a fiato per gli acquatici, come sentirete dal mio accento, io sono all'octono, non sono dalla provincia di Venezia, io vengo dalla provincia di Brescia, ho quasi 40 anni e sono circa 15 che proprio produco richiami a fiato. Anch'io ho un mio brand, ho tutta una mia storia legata alla caccia, però quando io vengo a caccia in laguna di Venezia, invitato dai vari amici, mi sento proprio un turista, non un cacciatore, perché ascoltando anche le parole di Stefano Baldan, i sistemi di posizionamento degli stampi, l'attenzione alle correnti, ai venti, a tutte queste cose sono una poesia, sono una cosa da imparare, da tramandare, perché non deve essere, la caccia non deve essere una cosa piatta. Io butto proprio, voglio portare questa immagine brutta, no, del buttare una cosa, gli do 2 strombazzate agli animali e questi vengono, gli sparo ed è finita lì. Cioè, il contatto diretto con l'animale nello studio per produrre un oggetto di questo tipo, lo studio per il posizionamento perfetto di un attrezzo da pesca, oppure l'imparare a comunicare con l'animale per dirgli guarda che vieni qua dove io ho creato la tesa, sono delle cose che hanno, insomma, la caccia deve passare da questo genere di rapporto col selvatico. E comunque niente, dicevamo, questi richiami a fiato, io mi sono addentrato nella produzione di questi oggetti. Io avevo già cominciato da ragazzino nel laboratorio di mio padre, che non è cacciatore. Guardate, questo qui è proprio il mio primo richiamo, questo è un richiamo americano, proprio base, e mi ricordo avevo 14-15 anni le prime volte che sono andato nel Po Pavese, che io da Brescia andavamo a caccia a Pavia con questo amico, e questo è stato il primo richiamo. Da una stagione con l'altra, essendo di legno, l'ho smontato perché non funzionava più, e da lì ho cominciato a dire ma quasi quasi provo a farmene uno io. Sono passati ancora degli anni fino all'età universitaria, dove un mio migliore amico mi disse, o il torni o fermo, tu che hai sempre idee, non è che ti inventi qualcosa che lo facciamo andare questo tornio. E da lì ho cominciato la storia del mio brand e della mia produzione di richiami e di tutto poi quello che è la ricerca per utilizzarli al meglio, perché non sia un utilizzo piatto, ma soprattutto una cosa che a me piace moltissimo fare, del motivo per il quale oggi mi trovo qui, è divulgare queste conoscenze che i cacciatori tendono sempre a tenere i propri segreti, diciamo, nascosti nel cassetto. Oggi è un peccato perché abbiamo pochi giovani. Scusate i nomi, il signor Mauro che prima parlava delle reti, che ha proposto di passare la propria cultura a dei ragazzi giovani, è una necessità oggi, perché appunto mancano proprio i ragazzi e i ragazzini che si addentrano in questo genere di attività. Il richiamo a fiato sicuramente è più semplice che altri generi di accessori da proporre e da far utilizzare, perché comunque, come vedete, le dimensioni sono molto ridotte, si tiene in un taschino, perché no metterselo in tasca, provare la mattina all'alba in un cannetto vicino a un fosso a dare 2 colpi di 2 chiamate e magari qualche animale arriva anche. Però ecco, sono oggetti molto più complessi del diamo 2 chiamate
e gli animali arrivano, perché ognuno di questi richiami che voi vedete, questi sono di altri artigiani, io ho voluto portarli con me perché qui abbiamo anche dei materiali diversi rispetto ai miei, abbiamo della terracotta, abbiamo un misto per plastica resina, abbiamo solo del legno con all'interno, appoggio un secondo, ve lo smonto, vedete che all'interno ci sono una parte in rame, comunque materiale ramato, una lamella in ottone e poi della cera, no? Per bloccare i vari componenti. E ad esempio questo è un richiamo per folaghe, molto utilizzato nella Laguna di Venezia perché la folaga ha nutrito, penso, generazioni di veneziani. Abbiamo la pavoncella, in questo caso il fischione, altra specie che frequenta la laguna in maniera... Stefano, sì. se ti interrompo, ce li fai sentire mentre... Allora mi permetto davanti a dei veneziani di suonare la folaga. Allora la folaga vanno dati dei colpetti, volete farlo voi? No. Allora la folaga sono dei colpetti, qui bisogna quasi dei colpetti secchi d'aria, no? Vi faccio sentire il chioccolo del merlo, ad esempio, che è in aspirazione, in questo caso che è delicatissimo. Questo lo potete sentire anche nel giardino di casa, quando il merlo è eccitato, perché un altro merlo va nel suo territorio, no? Si usa questo richiamo per farlo uscire dalla macchia, ok? Oppure il fischione di Canducci, che è stato il cacciatore più vecchio d'Italia, purtroppo è venuto a mancare 102 anni, 2 anni fa, e lui lavorava con la terracotta, che penso sia terracotta e ottone e osso sono i migliori materiali in assoluto per la produzione di richiami e per la sonorità. Purtroppo hanno dei problemi pratici che dopo vi andrò a spiegare, poi vi faccio sentire il fischione, allontano un attimino. Ecco, io già qui, non essendo un richiamo che utilizzo spesso, compio un errore, no? Aspirando troppo forte, quindi faccio questo sibilo che tecnicamente non è propriamente il massimo per attirare il fischione, andrebbe fatto un suono più tondo. Vi faccio sentire un germano di Canducci, ad esempio. Questa è la classica germano reale, e l'anatra penso che chiunque conosce, la vedete sui laghi, passeggiando sui lungolaghi o comunque nelle zone di campagna, e è diciamo l'oggetto principale della produzione di richiami a fiato, perché è l'anatra più cacciata almeno nell'entroterra. Poi in laguna principalmente sono il fischione e tutte le varie specie a seguire. Esattamente. Io leggendo dei testi, no, ce n'è uno che è bellissimo, che è quello Cacce di Laguna e di Valle di Laguna, adesso non mi ricordo mai il titolo esatto, comunque vi invito a cercarlo su eBay perché è la Bibbia della caccia agli acquatici. Si racconta anche dell'utilizzo dei cosiddetti fischi, perché in gergo il richiamo a fiato in Italia viene chiamato fischio, ma perché nasce anche dalla caccia di trampolieri. Caccia di trampolieri sono uccelli che frequentano zone umide o palustri, più che altro, più che paludose, proprio la fanghiglia, no? Che sarebbe magari la barena quando si ritira la marea, che lascia questa fanghiglia in mezzo alla salicornia. Si presentano tutti i trampolieri, che sono le varie specie ovviamente, che hanno la caratteristica di avere non le zampe palmate come le anatre, ma la zampa magari più lunga appunto per camminare nel fango, e il becco lungo per cercare le prede all'interno della fanghiglia, vermetti, crostacei e cose di questo genere. Come? Scolopacci, ecco, esatto. E questi fischi, no? C'è ad esempio la caccia al piviere dorato, no? Racconta in questo libro la caccia con questo modo, questo fischiare particolare, con questi richiami fatti in osso e che fanno sognare. Se poi uno è appassionato ci muore dietro a questi racconti, scusatemi il gergo, ma cioè, veramente sono racconti che fanno sognare, cacce da altri tempi. Veniamo un po' alla storia un po' più moderna dei richiami a fiato. Allora, i richiami a fiato hanno un po' sostituito l'utilizzo delle anatre vive o dei richiami vivi in generale, perché comunque nella caccia alla migratoria si utilizzano ancora oggi i richiami vivi, cioè delle anatre che cantano al bisogno o, tra virgolette, a comando. Io dico a comando, ma ci sarebbe anche lì da spiegare un mondo, e vanno abbinate appunto all'utilizzo degli stampi ed eventualmente in aggiunta ai richiami a fiato. Oggi
le leggi restringono molto diciamo, non permettono a tutti di utilizzare il richiamo vivo, e quindi nasce la necessità del richiamo a fiato. Il richiamo a fiato ovviamente è pronto all'uso. Finisci di lavorare, hai 2 richiami, hai 10 stampi, ti metti nella tua zona di caccia e provi insomma un colpo di fortuna, magari l'animale che passa, e arriva il momento di interessarlo al tuo gioco. Il gioco è l'insieme degli stampi, del capanno, insomma di tutta l'attrezzatura che compone l'attrazione per il selvatico. E da qui appunto i richiami a fiato che produco. I richiami a fiato che produco, vi vedete che sono metà in legno, metà in materiale plastico. Questo perché per un motivo pratico. Come dicevamo prima, la terracotta ha una sonorità eccezionale, ma ha il difetto della fragilità. L'osso o la canna palustre sono igroscopici, cioè attirano l'umidità, quindi tra un utilizzo all'altro semplicemente con il fiato vai a inumidire il materiale, questo si gonfia, varia la sonorità. Il suono è legato veramente a delle variazioni di centesimi a volte. Noi oggi lavoriamo in parte a macchina con una tolleranza di 5 centesimi di millimetro, cioè siamo veramente al massimo, ecco, che io riesca a fare. Ma questo perché? Perché la tonalità innanzitutto deve rimanere costante per il cacciatore, e poi ci sono determinate tonalità, determinate frequenze che attirano più o meno il selvatico. Infatti io ad esempio ho imparato a intonare i richiami, cioè non a intonare, diciamo a controllare la perfetta, cerco di fare un arco di suono quando vado a intonare i richiami, no? E utilizzo un fonometro molto semplice, lo metto lì a una distanza nota, no? E dico ok, deve rimanere entro quel tot decibel. Perché? Perché ovviamente, dicevo prima, i richiami bisogna anche imparare a suonarli, no? E non tutti hanno il tempo, la voglia di approcciarsi a questa cosa, quindi si cerca di creare oggi, che un tempo era magari penso impossibile, di dare un oggetto il più fruibile possibile al pubblico che lo utilizza. Perché corpo in legno, dicevamo, è la parte, il motore del richiamo in materiale plastico, perché il materiale plastico ovviamente subisce delle variazioni in funzione della temperatura e dell'umidità limitatissime, anche se anche la plastica si muove col calore e con l'umidità. Il legno, perché è importante la venatura. Allora, voi dovete vedere l'onda sonora come un'onda d'urto. Okay? Chi va a caccia sa bene che il calcio del fucile, cioè che è quello che appoggiate alla spalla, con una venatura parallela alla spalla e perpendicolare alla spalla cambia completamente, perché perpendicolare l'onda d'urto del rinculo viene dissipata nel calcio, che è quello che voi appoggiate alla spalla, e quindi il rinculo è minore. Se invece voi frapponete tra il rinculo, cioè tra lo scoppio della munizione e la spalla, diversi strati di accrescimento del legno che sono le sue venature, ovviamente come se l'onda d'urto deve continuamente dare dei colpi per attraversare questi strati di accrescimento. La stessa cosa vale per il suono, cioè se io facessi un richiamo con la venatura che va nel senso del suono, cioè bloccassi quest'onda d'urto, andrei a distorcerla in maniera ovviamente minima, ma come dicevamo prima, come è per i colori e per i particolari di uno stampo, gli animali ovviamente, come noi riconosciamo la voce di un essere umano, le sue tonalità, loro riconoscono la voce di un mestolone, di un'alzavola, soprattutto il germano, poi non parliamone. Quindi la venatura deve essere parallela al senso del suono, cioè se il suono esce in quella direzione, la venatura deve essere in questo modo. Abbiamo anche richiami totalmente in plastica, tendono a trasmettere il suono in una maniera più metallica, più acuta. Questo perché? Perché la plastica ha una densità costante, non ha questa parte di assorbimento di questa onda sonora. Voi andate a vedere come è disegnata un'onda sonora, sono tutte delle ondine in funzione della intensità che lei ha, no? E quindi la plastica toglie un po', secondo me, di veridicità al prodotto finale, al richiamo finale. Perché la testina in plastica, potreste dire che è in plexiglass, non è una plastica a caso, cioè non è
una plastica come può essere il nylon, che è fatto per assorbire gli urti e non deformarsi, o il policarbonato, che anch'esso è fatto per assorbire gli urti e avere un'enorme elasticità, ma il plexiglass, perché il plexiglass è una plastica un po' più delicata, mettiamola così, lo dico a mio discapito ovviamente come artigiano, però se il policarbonato cade in terra, rimbalza, al massimo si può graffiare, il plexiglass può darsi che si scheggi, e questa sua maggiore rigidità inserito in un corpo in legno va a creare, secondo me, da artigiano, la mia idea di artigiano è questo, una sonorità più corretta, meno falsata, meno, come si dice, meno artificiale. E dopo ci sono tutte le tecniche su quando e come suonare la cosa, dicevamo prima, il rapporto che si instaura tra voi e l'animale durante l'azione di caccia. Immaginatevi che voi avete la vostra collana, anche la collana fa parte degli ornamenti del cacciatore, no? Una volta erano collanine di filo, di cordino, magari chi lo sa anche di crine, con tutti dei fischiettini di ottone, di osso, di terracotta, insomma del materiali di un tempo. Oggi queste sono collane che hanno lo stile americano, perché gli americani, prima ne parlavamo, hanno una cultura della caccia enorme anche loro, sono decine di migliaia di più di noi, e quindi hanno un mercato fervido dell'accessoristica da caccia, e la collana di questo tipo appunto deriva un po' dalla loro cultura. Però i richiami questi sono tutti made in Italy, e dicevamo, no? Quando voi avvistate l'animale, avete la vostra stamperia, avete il vostro capanno che vi nasconde la vostra sagoma, perché questi ci vedono molto di più di noi, hanno due sensi più sviluppati dei nostri, che sono la vista e l'udito. Il gusto magari ce l'hanno meno, ma la vista e l'udito, quelli, cioè, come ci vede un'anatra al crepuscolo, come ci vede esattamente, cioè, il colore rosa del viso si staglia su un cannetto in una maniera, cioè, come un semaforo in una notte oscura, e loro lo vedono a grandi distanze. A quel punto, agganciato l'animale con lo sguardo, voi vedete quello, sapete che dal volo, dalla sagoma, quello è un branco di germani reali, cominciate l'approccio. L'approccio standard, guardate, vi faccio proprio due suonate, l'approccio medio è una cosa di questo genere, il suono che farebbero l'80% penso dei cacciatori. Invece ci sono delle tecniche un po' più tecniche, ecco, scusatemi il gioco di parole, cominciate a dare delle chiamate irreali per attrarre l'attenzione, no? Io adesso ve la faccio proprio veloce, una cosa di questo genere più prolungata, e gli animali vi scorgono, e cominciate a notare dei movimenti nel volo degli animali, delle vibrazioni, dei tremolini, no? Questi vuol dire che vi hanno sentito e probabilmente avvistato. Da lì comincia, lì li avete agganciati, comincia, se loro hanno voglia, perché a me piace dire, guardate, un amico un giorno mi fa: le anatre hanno una caratteristica, quella di essere isteriche, perché un giorno, infatti chi caccia gli acquatici può capirmi, cioè il giorno prima vengono a gioco che è un piacere, il giorno dopo dicono non ho cambiato niente, l'acqua è quella, il vento è quello, e queste non neanche danno l'ala. Dare l'ala vuol dire che prendono il vento per venire a stampi, perché ricordatevi che loro sono in volo, e quindi anche la posa della stamperia, diceva prima, no? Va messa a vento corretta, perché se voi gli parate la pista d'atterraggio con gli stampi, questi si poseranno oltre la linea di tiro, non potrete effettuare il tiro. Quindi cominciate, no? Queste si avvicinano, immaginatevele che cominciano, prendono il vento e cambiano il tipo di sonorità, e si comincia a fare un richiamo cosiddetto di benvenuto, no? Che in termini ornitologici si dice di contatto. Un po' più lungo, un po' insistente, sono ancora lontane, immaginatevele, no? E queste cominciano a girare attorno al capanno, lasciate dei momenti di silenzio, fanno per allungare il volo, per andarsene, no? Dici no, non è quello che io voglio, allora di nuovo un altro colpo un po' più forte. E queste ritornano, si abbassano, prendono il vento e cominciano ad avvicinarsi alla linea di tiro. Ma siccome voi siete appassionati di utilizzo di richiami, non tentate il tiro al limite e cominciate con altre cantate più brevi, più basse, la cosiddetta anatra vecchia, che
nel sapere dei cacciatori italiani l'anatra dal canto rauco, dal canto basso, dal canto lungo, no? Finché poi magari canti più moderni, tipo il canto di pastura. E stiamo parlando sempre di Germano Reale in questo caso. E allora lui fa uno scarto a vento e dice ok, lì c'è anche da mangiare, ci voglio andare, no? Dei quack singoli, perché la femmina, è una coppia di germani, magari la femmina è titubante, il maschio quello viene subito, come sempre, a farsi intortare, la femmina lo tiene fuori, no? Allora dei canti sommessi prendono il vento e fanno per entrare e lì si smette di utilizzare i chiami a fiato. Lì conta solo che la stamperia sia a posto, la pista di atterraggio sia aperta, come loro fanno per toccare l'acqua, quindi rallentano totalmente, aprono le ali, si esce e si fa il tiro. Il tiro storico nella caccia agli acquatici è il tiro a fermo, perché dicevamo all'inizio che tutte queste arti nascono dalla necessità di approvvigionarsi di cibo, quindi il tiro a fermo è il primo tiro che l'anatra meriterebbe nella cultura nostra italiana praticamente di caccia agli acquatici. Oggi si tende a tirare al volo perché dai video degli americani e tutto il resto si tende a questo tiro al volo che risulta essere più divertente, più diciamo il cacciatore che riesce a colpire l'anatra al volo è un cacciatore che sa sparare bene. Però la storia della caccia agli acquatici sono l'utilizzo delle spingarde, l'utilizzo di questi cannoni per la caccia agli acquatici e poi una volta raccolto questa ovviamente sfacelo, oggi sarebbe uno sfacelo, al tempo era una necessità, si raccoglie questa grande quantità di uccelli, poi la si divideva magari all'interno del paese per sfamarsi per la settimana e continuare ad andare a lavorare. Quindi guardate quante cose saltano fuori da stampi, richiami vivi e dal concetto dalla storia della caccia. Ecco, io penso di avervi tediato abbastanza con le mie storie, vi ho raccontato un po' quello che è, diciamo, un'infarinatura del mondo della caccia agli acquatici. Ringrazio ancora Massimo e la dottoressa Tamisani per... Allora, ce l'ho, ma ho un problema che è leggermente scheggiato. Cerco di farvi sentire il richiamo della... Questa è l'alzavola maschio. La femmina canta in modo diverso. Ok? Ecco, una cosa che non vi ho detto poi dei richiami è ricordarsi sempre che le anatre sono delle prede e quindi il selvatico vero tende a non fare tanto casino, passatemi questo termine, cioè noi vediamo oggi, parlavamo di giovani prima, no? Che purtroppo c'è questo gap generazionale e culturale sulla caccia e tendono a informarsi attraverso i social, quindi vedono gli americani che sono avantissimo rispetto a noi sulla comunicazione, sui video di caccia e tutto, no? E hanno perso la cultura locale, no? Tante volte conviene cacciare addirittura nel silenzio più totale, solo con gli stampi e il capanno, perché le anatre credono di più che mettersi a strombazzare all'impazzata. Dicevo, essendo prede, a un'alzavola penso un germano o un fischione, forse il fischione è un po' più chiassoso, non gli verrebbe mai in mente di cominciare a cantare all'inverosimile in pieno giorno, ma perché? Perché in coda alla migrazione ci sono i rapaci che si nutrono anche delle anatre e segnalare la propria presenza in pieno giorno, posati in acqua, a una poiana in migrazione affamata come un lupo, ovviamente non è l'ideale. Quindi anche lì le tecniche che dicevamo prima, tante volte suonare poco ma suonare corretto è fondamentale, esatto. E io vi ringrazio insomma per questa... Ah, questo qui, questo è, allora, è un mantice, ecco, non ho spiegato i vari sistemi di propulsione del richiamo. Ah, scusate. Ecco, dicevo, scusatemi il microfono, mi sono perso via, dicevo che i richiami hanno anche vari sistemi di propulsione. Io qui ne ho uno a mantice, ve lo suono proprio senza mani. Adesso vediamo se... Vai, fai te Stefano. Ecco, modo corretto, ok. E poi ovviamente a fiato, che sono quelli che produco io, in aspirazione e espirazione. Poi ci sono quelli meccanici, scusate. E poi, se mi permettete, un sassolino personale, la piaga della caccia moderna, che è l'utilizzo dei richiami elettroacustici
i cosiddetti fonofill a batteria, che quelli sono, vabbè, una delle piaghe della poesia della caccia. Detto ciò, sono illegali, però qualcuno non vuole piegarsi cioè non vuole cimentarsi nell'utilizzo del richiamo a fiato, che è assolutamente attrattivo, però bisogna sapere come fare a utilizzarlo, questo non si toglie. Grazie, grazie infinite. Adesso se ci sono delle domande, se avete delle domande, se no comincio io come al solito. Aspetta. Nella realizzazione e perfezionamento dei richiami, diciamo, ogni forma ha un suono e quindi, diciamo, ha una determinata preda. C'è un margine di innovazione? Lei lavora sempre a partire da una determinata forma? C'è una parte di... Grazie. Faccio così, avvicino un attimo il microfono in questo modo e magari facciamo vedere il cuore di un richiamo. Allora, diciamo che come nello stampo, l'estro personale, ok? L'epoca anche, cioè ad esempio io realizzo richiami in legno massello, ma qui vedete anche dei legni in laminato, che è un materiale praticamente sintetico, sono strati di legno impialliciati e poi lavorati. La forma non condiziona in maniera apprezzabile, cioè un artigiano che produce o un grande appassionato ti può dire ok, il richiamo gli abbiamo fatto vogliamo parlare per estremo, un corpo grande così in legno, la sonorità è differente, perché quella famosa onda d'urto che è l'onda sonora, maggiore è la massa del materiale, ma si trasmette all'esterno in una maniera differente. Dopo le forme, ad esempio questo della folaga, ha questa specie di cono, okay, che serve per amplificare l'onda sonora, lo si vede molto bene nei chioccoli soprattutto quelli pugliesi e via. Dopo la profondità del tubo dove viene innestata la testina che dicevamo prima, che alla fine c'è una lamella che può essere fatta in vari materiali, oggi materiali moderni, io uso il policarbonato, c'è il mylar che è un altro materiale più rigido che ha altre caratteristiche, quindi la forma esterna diciamo che è una forma legata all'immagine che il cacciatore vuole avere addosso, cioè la collana, ad esempio, dicevo prima, è un ornamento del cacciatore. Io potrei andare a caccia tranquillamente con un filo di plastica, quelli per legare le viti, tanto per dire, sarebbe uguale. Però ho il mio ornamento, ovviamente, no? Lo stampo è la stessa cosa, perché rappresenta anche un blasone, insomma, l'immagine della persona. Io sono sicuro che un cacciatore di valle, che sono aree private insomma, di un certo tipo, che può permettersi una stamperia di questo genere, ovviamente preferisce cacciare con una stamperia in legno. Io stesso, che sono un enorme appassionato, cioè io adesso non so il costo e non è questa la sede per domandare, però ovviamente cacciare da artigiano con una stamperia di sughero è una cosa ben differente. Dopo subentrano tutti i fattori pratici, tecnici e pratici, cioè ovviamente un oggetto di questo genere fatto totalmente in materiale plastico, un gommino in silicone, la testina in plexi, la lamella in policarbonato, l'o-ring in gomma, ovviamente ha una durabilità diversa rispetto a una cosa di... Però ad esempio oggi ci sono cacciatori che io sono certo al 100% se uno dovesse fare una linea in terracotta, perché rappresenta il passato questo concetto vintage, anche se sono più fragili li utilizzerebbe molto volentieri. Non so se ho risposto alla sua domanda, però ecco, è un discorso anche lì ampio. Allora io vorrei chiedere anche a Mauro, se ci sta ancora ascoltando, e a voi, eccolo qua, mentre parlavate, no? Oltre che quello che avete detto dimostra una conoscenza molto dettagliata sia dell'ambiente ma anche del comportamento degli animali. Non solo quello che deve essere riprodotto, no? Per creare queste trappole sia visive che acustiche o costruire delle reti efficienti, efficaci, no? Ma come tutti voi avete spiegato molto bene, entrate in comunicazione
con gli animali, no? Con i pesci, prima Mauro ci descriveva, no, il branzino che forse ha mangiato l'esca senza prendere l'amo, oppure, no, sapere che tipo di richiamo, in che funzione, in quale contesto, la posizione non solo diciamo geografica degli stampi, ma a seconda del comportamento, se sono da accoppiare a un'altra specie, secondo la stagione, secondo il momento o della riproduzione, insomma tutte queste informazioni. Quindi le conoscenze sono la base, no, di questo, ma che vi permettono di intervenire come se, e qua correggetemi, nei vostri diversi ambiti, come se ci fosse un contesto sociale tra ambiente, animali e umani, e si entra in queste relazioni sociali e da una parte si domina, ma dall'altra parte si impara anche, si continua a imparare. Quindi vi volevo chiedere, rispetto ai pesci, rispetto cioè, per prenderli, e alcuni sono più furbi di altri, è un'altra cosa che vi volevo chiedere, no? La furbizia di questi degli animali, nella descrizione che tu hai fatto del volo, che vengono, non vengono, eccetera, riconoscere se danno l'ala, non danno l'ala, eccetera, se abboccano, non abboccano, cioè c'è una sensibilità, una conoscenza, ma io direi anche, se siete d'accordo, e questa è la domanda, sociale, non solo ornitologica, di comportamento, eccetera, ma mi sembra, da come ne parlate, al di là della passione, che ci sia questa più che conoscenza sociale, questa sensibilità che viene da stabilire una socialità con i pesci e con il selvatico. Sì, cioè, questo è vero. Ti devi comunque mettere in gioco, quindi devi immaginarti di essere loro. Quindi come ti comporteresti? Come diceva lui, il germano è l'animale più furbo e più astuto che c'è. Come dicevo prima, se in quel posto, in quel tipo di stampata, un tipo di suono che può essere a fiato o no, lui ha già preso una fucilata, stai sicuro che lì non viene neanche se ne metti 200 di stampi, perché lui si ricorda che lì ha preso la fucilata. Quindi tu, quando metti giù sta roba e quando richiami, come diceva lui, alle volte è meglio non fare niente, che è meglio così, viene da solo. Cioè devi pensare come pensa lui, devi essere al suo posto, quindi devi conoscere molto bene l'animale. E qui parliamo di vera caccia, di vera passione. La caccia non è ho i soldi, faccio la licenza, prendo il motore, prendo gli stampi in plastica, butto lì, dopo la macchinetta. No, quella non è caccia. La vera caccia è, come dice lui, la poesia, cioè il sapere dove andare. Io vorrei prendere, ma cioè in certi casi qui mancherebbe la cultura, quindi la domanda sua è molto profonda, ci sarebbe molto da dire, perché manca alle volte la cultura. Quindi se non sei un appassionato vero e proprio e non hai vissuto, perché lui sta diventando un appassionato, ma se non hai vissuto in luoghi, non hai vissuto con della gente che ti insegna, più anziana, perché lui diceva bene prima, la fucilata era sicura, era dimesso, si diceva una fucilata dimesso, perché l'animale lo doveva portare a casa, pum 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 pum, e non portare a casa niente, cioè quello non è cacciare. Cacciare è sapere conoscere l'animale da lontano, e non perché hai i cannocchiali, perché lo conosci. Cacciare significa saper vogare, cacciare significa saper scegliere il posto, la giornata, mettere giù gli stampi, imparare al richiamo, come dice lui, perché noi
ci siamo fatti un mazzo tanto per suonare. Non è che arrivi là, prendi come diceva lui e suoni. No, non è così, non funziona così la cosa. Quindi il sapere mettere giù gli stampi, il saper conoscere gli animali, come si muovono, dove vanno, ti insegnano loro. Se tu sai guardare, se tu sai osservare, loro ti insegnano dove andare, come fare. Loro te lo insegnano. Osservare quando si mettono in acqua, come si comportano. È molto importante. Vivere con loro. Noi stiamo fuori di notte, dormiamo fuori. Tanti dicono, ma che cazzo dormi fuori? È tanto. No, dormire fuori è importante. Conoscere è importante. E saper trasmettere queste cose sarebbe molto bello, come diceva il Signore. Cioè, se io avessi qualcuno da tramandare, insegnare come si fanno le reti, insegnare come si pesca, è molto bello. Sicuramente io spero che un giorno parta dalle scuole un insegnamento del genere, che sia la pesca e la caccia è un qualcosa di necessario per la biodiversità. È necessaria. Guardi, io mi permetto di fare un ultimo intervento, cerco di essere breve, allacciandomi a questo discorso, no, del rapporto col selvatico e via. Io ho ancorato la mia attività di cacciatore a un concetto che nasce in Inghilterra, no? Nei club di pesca a mosca, quelli che pescano fanno tutte quelle moschine, che anche lì bisogna conoscere le schiuse degli insetti, c'è una roba stupenda. E si chiama, guardi, il mio inglese è pessimo, comunque sportsman, uomini di sport, tradotto in italiano. Però questo concetto cosa dice? Cioè, noi se volessimo fare anatre, ma farne, con la tecnologia di oggi, io penso che anche senza del gran sapere metti dentro la cartuccia più performante, la canna più performante, se sei un buon tiratore li tiri entro una certa distanza e tu ne fai a mucchi. Il discorso qual è? Quello che dicevamo di questi sportsman è che oggi il mucchio non dobbiamo dare da mangiare al paese. Io e la mia compagna, una volta che mangiamo le anatre una volta a settimana, perché non c'è neanche il tempo di cucinarla a dovere, quindi devo cercare la mia soddisfazione in un'altra cosa, che non è l'abbattimento, ma il contesto, aumentando le mie difficoltà. Ok, signor Baldan sa benissimo, Stefano, scusi, adesso Stefano sa bene che uno stampo in plastica oggi con una stampa ad alta definizione, tu gli fotografi sopra l'anatra, ok, un richiamo, usi quello elettroacustico e tu sei a posto. Ma hai presente utilizzare uno stampo normale, mettiamola così per chi non può ovviamente approcciarsi a uno stampo di questo tipo, oppure utilizzare uno stampo che però quel giorno l'artigiano era stanco e l'ala è messa in modo tale che l'anatra sa che quell'anatra lì non è proprio così veritiera, e l'errore è la bellezza del prodotto artigianale. Quindi io vado a utilizzare dei prodotti che di per sé possono portare, adesso non perché devo dire che i nostri prodotti sono imperfetti, però uso dei prodotti più difficili da utilizzare per aumentare il mio appagamento quando abbatterò quell'unico germano dalla giornata. Magari il mio vicino di capanno con altri metodi ne fa 10. Però io quello me lo godo a un rapporto tale, perché io capisco poi che, cavoli, aveva una piuma lucida invece doveva essere satinata. Allora vai a casa, Stefano, ma lo stampo che mi hai dato, no, devi satinarlo. Allora il germano ha troppi decibel, ma come faccio? Allora mandamelo, te lo ritocco, perché suono e colore non è una roba che uno se lo inventa nel garage. E quindi questo concetto, io mi sono ancorato proprio a questo concetto del aumento le mie difficoltà utilizzando degli accessori, degli attrezzi più difficili da utilizzare, perché noi di lavoro non facciamo i cacciatori. Io ho la mia produzione, ho fatto il commerciante fino all'anno scorso, cioè ognuno di noi ha altre attività, non è tutti i giorni concentrato sulla portare a casa del cibo. E quindi, secondo me, con questo concetto di caccia, secondo me estremamente moderno, ti avvicini in una maniera pazzesca al tuo, che poi diventa un trofeo, non è più un animale ucciso. Dopo certo, se ne fai 10 e li condividi a tavola con gli amici a fine stagione, sicuramente il senso è un altro.
Però comunque, secondo me cercare l'appagamento è questo che bisognerebbe passare ai ragazzi giovani, non le grandi sparate, ok? Frutto di una cultura di mezzo tra quella di chi cacciava per fame e chi caccia oggi per estrema foga, estrema passione, cioè portarli a concentrarsi su altro, sull'ornamento, sull'oggetto particolare, sull'imparare magari, perché no, anche a costruirselo, anche se va contro il nostro interesse ovviamente, e a conoscere le correnti, cioè entrare in contatto con la marea. Per me che vivo nell'entroterra, nel bresciano, è come andare su Marte, è un'altra cosa completamente. Con i movimenti dell'acqua del fiume Po, dove io caccio, io sono innamorato in maniera malata della caccia sul Po, è un'altra roba che uno che vive a Pavia, 1 chilometro dal fiume, respira insieme al fiume. Io arrivo là e devo interpretarlo in una maniera estremamente grossolana, però me lo devo anche godere, quindi tutta questa storia nella mia testa mi fa... cioè io parlo dei miei parenti, i miei familiari, tutto, sono vittime delle nostre passioni, diciamo, a volte, tra i costi che ci sono e le levatacce e tutto il resto. Quindi, insomma, questo è il rapporto con la caccia. Volevo chiedere anche a Mauro, mi senti? Volevo chiedere anche a te di rispondere alla domanda che avevo fatto di questa relazione con, nel tuo caso, con i pesci, soprattutto quelli furbi. Ma i pesci sono tutti furbi. Cioè, quando io un tramaglio, per esempio, eh, va da prendere le anguelle e acquadelle a prendere i siluri, sono tramagli diversi, con pesci che hanno mentalità diverse proprio, sono, per esempio, anche io che sono specializzato nei cefali, no? Per anni sono andato avanti perché il cefalo non è un animale stupido, anzi, tutt'altro. Io ho la rete, uso una rete, diciamo, moderna, con i fili trasparenti. No, cosa fa l'animale? Non ha solo il senso della vista. Ci sono, per esempio, gli otregani, che è un tipo di cefalo, no? Che quando si avvicina, cioè io so da che parte scappano quando li voglio far scappare e allora ci metto di traverso le mie reti. Quando lui scappa, cosa succede? Se la rete la vede o per via della marea, la salta sopra. Ma ti dico veramente, se ce ne sono 100, 10, 15 la saltano. Perché è talmente una cosa raffinata che hanno loro una sensibilità. Pensa, quando noi usiamo più di una rete, adesso regolarmente se ne possono usare 2, 100 metri, mi sembra che sia, se non hanno ridotto un pochino. La aggiuntura è a metà fra una e l'altra, perché sono lunghe più o meno 50 metri le reti da cefali. Lascia un piccolo buchino perché si lega assieme la corda in alto con i suri e la corda in basso con i piombi. No. La corda in basso deve essere legata un po' più lunga di quella sopra, cioè deve essere più lunga. Pensa che ci sono cefali che passano per il buco. Sono veramente una roba fantastica, come dicevano loro. Capisci? Ecco, questo mi trovo che sia contributo. trovo che sia una roba, come dicevano loro, favolosa da capire, da capire, da studiare, perché io è una vita che io studio queste robe. Per esempio, c'è una cosa sui tramagli. I tramagli spaziano da prendere le linguelle, come dicevo prima, a prendere i siluri. Cioè, in mezzo c'è una marea di altri pesci. Ogni rete è specifica per quel tipo di pesce. Addirittura il pescatore non la compra fatta, si compra i materiali per potersela adeguare. Va bene, io direi che vi posso salutare e ringraziare per l'opportunità che mi avete dato.
E mi raccomando, se trovate qualcuno che vuole imparare queste cose, sono disponibile. Bisogna capire poi veramente. Grazie, un attimo che qua si spegne sempre. Sente niente? Mi senti? Grazie, grazie Mauro, grazie a tutti che avete organizzato questa connessione. A presto. Grazie a Ciao, voi. ciao. Buonasera. Buonasera signora. Buonasera. Allora, ci sono delle altre domande? No, se volete, non c'è tempo. Ci hanno detto fino alle 4:30. Beh, allora vi ringraziamo e insomma concludiamo questo bellissimo incontro. Grazie.